Indagini serrate sui 3 componenti del comando che ieri, poco dopo le 12, sono entrati alla GMPSNC Galvanica di via Monte Asolona Cassola. Hanno messo a segno una rapina legando le mani dei 2 dipendenti, facendoli stare a terra. Oltre 100.000 euro il bottino in pezzi d'oro e d'argento. I 3, travisati con occhiali da sole, cappello con il frontino, maschera anti-Covid, hanno agito in meno di una quindicina di minuti. Si sono dileguati senza che nessuno potesse accorgersi del fatto. Solo la titolare, Maria Pia Mocellino, una volta entrata dopo la pausa pranzo, si è accorta di quanto avvenuto e ha dato l'allarme ai carabinieri, che si sono subito recati sul posto. Abbiamo sentito i testimoni, abbiamo sentito il titolare, abbiamo ricostruito la dinamica di quello che è successo. Abbiamo cercato di acquisire quanti più elementi possibili per la conduzione delle indagini, una pista da seguire. Non si esclude nulla, ci dice ancora il maggiore, sollecitando eventuali testimoni a contattare il comando, e se fino all'altro ieri si poteva avere la percezione di sicurezza, oggi forse un po' meno. Bassano direi che è ben presidiata dalle forze dell'ordine, abbiamo un'ottima sinergia, come vado dicendo sempre. Ci impegneremo al massimo ovviamente nella risoluzione di entrambi i casi.